ci ha liberati dal peccato, riconosciamo le nostre debolezze, le nostre fragilità. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Cristo eleison. Signore che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra di voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide al suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore
ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi tra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonati in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse:
salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. In questo primo giorno della settimana che segue la grande festa della Pasqua e la vita quotidiana della fede che ha inizio, che ha avuto inizio. Cristo risorto continua a restare con noi perché gli uomini riscoprano il significato della vita terrena che è proiettata alla vita eterna, da dove siamo partiti dopo la creazione. I fatti di Pasqua ci sono stati narrati da testimoni prescetti che Gesù Nazareno aveva scelto durante la sua vita terrena. I 12 apostoli e tanti discepoli, uomini e donne, ben istruiti. Ora gioia. Il primo giorno, ascoltando l'annuncio dell'angelo e correndo per trasmetterlo agli apostoli. Il crocifisso non è più qui. Vi prego, Galilea. Ai sentimenti gioiosi delle donne risorto, averlo abbracciato e averlo adorato, purtroppo fa la paura delle
e ritornano in fretta in città per incontrare i capi dei sacerdoti, gli scribi, i farisei, della risurrezione con una che fa ridere. Mentre dormivamo, testimonianza meschina che fa ridere credenti e non credenti. Il cubano le guardie in cambio una bella somma di denaro, consiglio dato dai loro capi che può illudere solo quando ad incontrare il Signore e a credere e a vivere secondo la sua volontà. Noi crediamo veramente al risorto e dobbiamo perseverare a vivere nella fede, aspettando di incontrarlo nella sua gloria di risorti, di redenti e di salvati. Sera universale che è quella stessa però i giorni della nostra vita. Nella risurrezione di Cristo la potenza dello Spirito ci ha resi popolo santo di Dio. Innalziamo la nostra preghiera. Pasqua ci è per la risurrezione. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, riconosca con gratitudine la da Cristo sorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, aspersi nell'acqua, a fianco di Cristo, rinnovino la grazia della loro nascita nello Spirito. Preghiamo. Risurrezione, ascoltaci, o Padre. Umanità. Si diffonda il lieto annuncio che in Cristo siamo divenuti chiamati a camminare su vie di libertà e preghiamo. Per la risurrezione del tuo Casa, sincerità e verità, le venti e si conoscono piccoli, differenti. Preghiamo. Per il tuo Figlio, ascoltaci. Per tutte le sorelle e fratelli defunti, eterno, nell'attesa della risurrezione alla fine dei tempi, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci. O Dio, Padre della luce, che è il luce del mondo, risuscita tuo Figlio, rinnovi il desiderio di essere fedeli al nostro battesimo
battesimo. Con nostro vanto sia il tuo Figlio Gesù, risorto e vivo per sempre in mezzo a noi, e gli secoli. Accompagniamo l'offertorio con il canto a questi doni. Signore, i nostri doni. Pregate, fratelli, il mio e vostro sacrificio gradito a Dio Padre. Accogli con bontà, o Signore, i doni del tuo popolo. Alla beatitudine del Cristo, con voi, in alto i nostri cuori, diamo grazie al Dio. È veramente cosa buona, proclamare sempre la tua gloria e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che arriva del mondo, è Lui che morì ha ridato a Lui la vita. Mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutto ed è profondità. Santifica già del tuo spirito, diventino per
e segnazioni, lo diedi e disse, ma questo è il mio corpo per vivere. Allo stesso modo, dopo il calice, prende è stato per in remissione di memoria mistero delle la resurrezione, la fede della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte, o Padre, il pane della sua perché sta a compiere, cerchiamo per la comunione al corpo e al sangue. Cristo ci riunisca in un solo corpo. La Santa Dio ristoreremo, in amore, in unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i e sorelle, sorveglianza della misericordia di tutti i defunti, mettili alla luce noi di la vigilanza, Santa Chiara in tempo ti furono gradigi di te, per Cristo, con Cristo e potente, da tanto, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Da più la nostra fede di speranza sia fatta quello così interno. E a noi nostri, e non abbandonarci a te, ma liberaci dal male. Liberaci da tutti i mali. Della via vivremo sempre liberi dal peccato. Si guarda l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male. Fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di entrare, ma di sola parola tua, basta il sangue di Cristo. Alla comunione facciamo il canto numero 115, Cristo risusciti. Cristo risusciti, in tutti cuori, Cristo celebri, Cristo ti adori, gloria al Signore.
Preghiamo. La grazia di questo sacramento pasquale, o Signore, ricolmi i nostri cuori, perché coloro che hai fatto entrare nella via della salvezza eterna siano resi degni dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Con la fede che Cristo veramente risorto viviamo in pace. Concludiamo con il canto Regina Celi. Regina Celi, lecare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit,